Lo 0-0 tra Nebros e Milazzo nel match di ritorno dei 16esimi di finale di Coppa Italia di Eccellenza sorride ai locali che grazie al successo conquistato nella sfida di andata volano ai quarti di finale della competizione. Derby diretto dal signor Venuto della sezione di Messina e sintesi che si apre con la Nebros che si fa apprezzare di più nel primo tempo sfiorando il vantaggio prima con Travaglia che al 20esimo ben servito da capitano Bontempo spara a colpo sicuro trovando la pronta risposta di Mazzeo, poi con Petrullo il cui destro da fuori al 32esimo è bloccato in tuffo dal portiere, quindi al minuto 36 ancora Travaglia di testa manda a fil di palo da pochi passi il cross da destra di Scolaro, mentre la punizione di Petrullo al 44esimo è disinnescata ancora una volta da Mazzeo. Nella ripresa però il Milazzo spinge di più e al 68esimo il colpo di testa di Bucolo si perde alto sulla traversa. Nebros che al 75esimo reclama invece un possibile rigore per un presunto maninaria, il signor Venuto è ben appostato e dice di no, quindi nel finale assalto disperato dei mamertini alla ricerca del gol che potrebbe mandare la sfida ai tiri dal dischetto, ma il tentativo acrobatico di La Spada al minuto 85 non c'entra di poco lo specchio della porta e al 93esimo solo una superlativa parata di Mittica sul colpo di testa ravvicinato di Dama nega ai rossoblù la gioia del gol. La Nebros vola dunque ai quarti di finale di Coppa, il Milazzo si ferma qui ma consapevole di aver dato tutto come sempre.